40 anni di attività e non sentirli. A Motta di Livenza si gioca a pallavolo da 40 anni e l'importante compleanno societario è stato festeggiato a dovere. Premiazioni e tanti ricordi dei 40 anni vissuti a Motta in un pomeriggio dove si sono esibite nel Palasport la SPES di Conegliano ed il Top Team Belluno. Io credo sia stato un ottimo quarantennio per la pallavolo Motta. La società è stata fondata nel 1969, è partito da un gruppo di ragazzi del paese e si è sviluppata arrivando adesso alla Serie C regionale. Una società comunque che negli anni precedenti, per le passate stagioni, ha anche militato nella B nazionale, quindi un ottimo lavoro fatto dai presidenti che mi hanno preceduto. La pallavolo Motta è legata da 5 anni all'Iveco Marmi, azienda locale che sostiene con grande passione e con obiettivi importanti il settore giovanile e la prima squadra. Quell'avventura è nata così, per amicizia con i dirigenti della pallavolo Motta. Ci siamo incontrati 5 anni fa, avevano dei progetti molto importanti specialmente nel settore giovanile, al quale io credo molto, per tantissimi motivi. E con questo scopo abbiamo iniziato questo tipo di collaborazione che ha portato ad avere dei programmi e delle soddisfazioni in questi anni. Ed in 40 anni di attività ci sono giocatori che hanno vestito la maglia del Motta per molte stagioni. Ecco un esempio. 15 anni che sono qua a Motta, sono il capitano, sono un giocatore che è cresciuto da piccolo, ha visto tanti giocatori, è cresciuto con la pallavolo nel sangue e è ancora qua che sta giocando. Ho visto questi ultimi 15 anni a pallavolo in maniera molto positiva perché ho sempre visto crescere questa società e è una società che sta dando tanto a noi e noi d'altronde dobbiamo dare tanto a lei. A Motta di Livenza la prima squadra milita in Serie C maschile, ma c'è anche il settore femminile che si sta facendo largo. Negli anni passati, la terza divisione è durata per credo 15 anni e le prime a riuscire a ripassare di nuovo di categoria siamo state noi appunto l'anno scorso, dopo aver avuto in precedenza appunto tanti anni fa addirittura una Serie D. Quindi speriamo col passare degli anni magari passo per passo di raggiungere un buon obiettivo anche qui. È bene ricordare che questa società ha come primo obiettivo il lavoro nel settore giovanile, a Motta di Livenza ma anche nei paesi limitrofi. Il lavoro di base sono i giovani, noi abbiamo diversi ragazzi con la mini volley, circa una cinquantina di ragazzi, tra ragazzi e ragazze, è un lavoro che stiamo facendo anche nel territorio con la collaborazione con il Meduna, con il Chiarano, stiamo cercando la collaborazione con altre società qua attorno per mettere assieme sinergie per dare una pallavolo sempre migliore. Giovani che crescono con la pallavolo Motta dunque, perché qui si fa pallavolo con grande esperienza. Il settore giovanile della pallavolo Motta è un buon settore giovanile, è uno dei migliori della provincia di Treviso e speriamo continui a essere così. Ecco quindi cosa ne pensano i giovani protagonisti. Questa è e resterà la vocazione societaria. Stiamo lavorando con i giovani secondo noi sono il fulcro della vita e della società, devono crescere in un ambiente sano e quello che noi stiamo cercando di dare loro. Buon 40° compleanno dunque alla pallavolo Motta, alle sue prime squadre assetate di promozioni e dai propri giovani. Sicuramente questa è una delle società più antiche esistenti sul territorio, 40 anni sono più di una vita pallavolisticamente parlando, i giovani sono il futuro dello sport, questa società li ha sempre considerati il punto più importante e per questo ha compiuto oggi 40 anni.